Arianna, Vittorio Veneto ha perso 5-1, non è stata sicuramente la partita grintosa dell'andata. No, assolutamente. Oggi è mancato tutto. È mancata la grinta, è mancata la finalizzazione, è mancata la determinazione a voler portare a casa questi 3 punti, evidentemente. Speriamo che la prossima partita sia meglio. Qui c'è da tirare una linea e ricominciare tutto, a partire da martedì. E sicuramente non era il Vittorio Veneto visto a Trento. No, no, assolutamente. A Trento abbiamo dimostrato di essere squadra, abbiamo dimostrato che potevamo giocare su tutti i palloni, abbiamo dimostrato che potevamo giocare con squadre blasonate che giocavano da squadra, e questo ci è marcato in questa partita. Dispiace perché speravamo di aver fatto un passo avanti, invece a quanto pare questo passo avanti non c'è stato. Poi sei entrata te nel finale, per quanto riguarda la tua prestazione possiamo dire che sicuramente, e l'abbiamo visto dagli spalti, la grinta l'hai messa. Sì, certo, entrare a partita in corso già sul 4-1 non è facile. Ho cercato di dare tutto quello che potevo e spero di esserci riuscita. E niente, cercherò anche le prossime partite, quando il mister mi darà spazio, se mi darà spazio, di farmi trovare pronta, insomma. Ecco, poi per concludere, domenica prossima sicuramente, come hai detto, c'è il reset da fare, assolutamente, si andrà contro la SPAL. Ovviamente l'atteggiamento non è quello, non dovrà essere sicuramente quello di oggi. No, l'atteggiamento deve essere quello di domenica scorsa e dobbiamo andare a Ferrara a conquistare i 3 punti, senza se e senza ma. Dobbiamo lottare su ogni pallone con grinta e determinazione, come abbiamo fatto a Trento. Prestazioni come questa e quella di 2 settimane fa col Venezia non devono più accadere. Parliamo con il direttore sportivo Matteo Fattorel. Questa altalenanza incredibile tra la prestazione di domenica e quella fornita oggi, che ricalca quella col Venezia. Sì, purtroppo oggi è venuta a mancare la prestazione, l'atteggiamento e tutto praticamente è venuto a mancare. E sembrava che ci fosse stata una scossa nel 3-1 con il gol di Zilli, ma in realtà no. E purtroppo si sapeva che probabilmente la stagione andava così, nel senso che la squadra è molto giovane e quindi pecchiamo di mentalità. La mentalità si deve creare e in questo momento siamo un po' in difficoltà perché appunto alterniamo belle prestazioni come domenica scorsa, che insomma potevamo portare a casa anche un pareggio da Trento contro la seconda in classifica facendo una grande prestazione, e alterniamo queste partite prima con Venezia, adesso con Unterland, che non riusciamo nemmeno a fare 3 passaggi di fila e soprattutto non calciamo in porta. In un percorso di crescita sicuramente la mentalità bisogna costruirla, come hai detto. Quali sono però le basi per costruire questa mentalità? Le basi per costruire questa mentalità sono star insieme, e le più vecchie del gruppo aiutare le più giovani ascoltare le critiche e dalle critiche cercare di capire dove migliorare e come poter migliorare, ovviamente questo tutti insieme, e fare appunto tanto gruppo, però tutti quanti con l'umiltà e con la determinazione per migliorare. Non aiuta sicuramente neanche l'infermeria, però questo non è sicuramente un alibi. No, l'infermeria sicuramente non aiuta, perché ogni domenica ci troviamo a vedere che insomma c'è sempre qualcuna purtroppo infortunata. L'annata è difficile perché comunque siamo arrivati da molti mesi in attività, poi abbiamo iniziato, ci siamo sospesi, siamo ripartiti, tantissime partite perché è da gennaio che giochiamo ogni settimana, quindi sicuramente era da mettere in preventivo anche questa. La rosa non è molto larga, però questo non è il problema, questo non è assolutamente un problema, perché comunque anche oggi abbiamo giocato con lo stesso 11 praticamente, mancava solo una rispetto a domenica scorsa, e nonostante tutto abbiamo fatto una partita opposta rispetto a domenica scorsa, quindi vabbè, l'infermeria non è, sì, è un problema, però insomma non è questo il nostro primo problema.